Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo ancora della Dagida perché mi sono reso conto dalle telefonate e dai WhatsApp che ricevo che alcune persone hanno ancora non chiaro, diciamo, le idee sul potenziale della Dagida. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 ogni lunedì sera il De Gare e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito su Telegram. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. Bene, vi racconto allora due episodi di come si è potuto sfruttare e usare questo metodo da Dagida Salomonica. Il primo caso era anni fa, sono tutti casi di 10-15 anni fa che il vostro Marietto ha potuto vedere coi propri occhi, e in quel caso lì fu un operatore delle forze dell'ordine che stava divorziando con la moglie, era in separazione e c'erano dei problemi importanti che la moglie chiaramente in un certo senso dimostrava, no? E quindi avendo un po', non diciamo il coltello patrimonico, ma anzi diciamo proprio l'opposto, però dava segni di non equilibrio, e quindi chiaramente questo povero uomo che voleva fare le cose in modo corretto, visto che era una persona onesta e correttissima, purtroppo si trovava a disagio. E allora in quel caso lì è stato interpellato un esoterista bravo e ha usato la Dagida per riportare un pochettino di tranquillità in questa donna che sembrava un po' alterata quando si dovevano prendere delle decisioni per i propri figli. Un secondo caso è stato sempre anni fa, quando una madre disperata aveva la figlia che era passata nelle sgrinfie di un, non dico magnaccio, ma da un tipo che aveva poco premura per la figlia, e praticamente gli aveva fatto accendere un mutuo a nome della figlia, e lui praticamente si era preso i soldi e faceva la bella vita, viaggiava, giocava, andava al casino, insomma faceva un po' di cose, no? La madre è intervenuta chiedendo aiuto a un esoterista bravo, e questo ha fatto in modo che la figlia si allontanasse lentamente ma in un modo importante da questo soggetto. Quindi non ci sono solamente le Dagide per in un certo senso attivare i sentimenti verso persone o far ritornare verso persone, ma anche per dare un metro, cioè nel senso dare un distacco fra delle persone che magari sono soggiogate dagli altri o che non hanno le idee chiare. Quindi in questo modo si può entrare con un sistema magico a livello vibrazionale per fare in modo che queste persone possano o staccarsi o tagliare le gambe, perché alcune volte anche i circuiti radionici, sebbene siano molto potenti, sono lenti. Quindi bisogna proprio fare un lavoro di alta magia operativa con la Dagida Salomonica. Questi sono solo due degli esempi che si possono mettere in pratica in modo molto proficuo, oppure soprattutto in alcuni momenti dei divorzi, quando una persona ingiustamente cerca di prendere un vantaggio, allora si cerca con la Dagida di riportarla alla ragione, perché chiaramente quando uno poi va per vie legali, il proprio avvocato dice sempre che la sua parte ha ragione, e quindi per non alimentare queste situazioni, chi sa che c'è questa possibilità e non vuole avere problemi e vuole andare sul sicuro, interpella sempre un bravo esoterista di sua fiducia, così che può mettere, come si suol dire, a riparo tutti questi problemi. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato una piccola pillola sul potenziale, in questo caso della Dagida, che non ha niente a che fare con riti operativi propiziatori o altri riti di alta magia operativa, ma che chiaramente è importante, funziona, ha i suoi tempi, chiaramente molto più rapida che riti operativi di altro stile, quelli che vanno con le lunazioni, però
e porta sicuramente frutti. Anche gli altri riti operativi sono potenti, ma quella d'Agida in alcuni campi dove c'è coercizione mentale veramente ha degli ottimi risultati. Dico questo proprio per far capire a certi che mi hanno contattato che cos'è questa d'Agida. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Degario Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!